Cari telespettatori, riprende da quest'oggi il notiziario settimanale del Sindacato Pensionati della CGIL del Veneto, SPI Veneto Informa, e vediamo subito insieme la notizia di quest'oggi. Parliamo di sanità, nuovi tagli alla sanità mascherati da razionalizzazione. Grazie all'utilizzo di un programma informatico sarà un computer a decidere la priorità dei casi che sopraggiungono in pronto soccorso, e un'ulteriore tassa sulla salute graverà sui cittadini che entrano al pronto soccorso con codice verde ed escono con un codice bianco, quindi a pagamento. La mannaia della giunta regionale si abbatte ancora una volta sulle fasce più deboli della popolazione. È della settimana scorsa la notizia che gli 8 milioni di euro destinati al sociale sono stati salvati dalla scure della giunta Zaia, anche grazie alla battaglia che ha visto lo SPI CGIL a fianco delle responsabili dei centri antiviolenza in presidio a Venezia davanti a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Ma la storia dei tagli non è finita qui. Il presidente del Veneto, così come la ministra Lorenzin, affida la sanità pubblica ai burocrati, affossandola con ulteriori costi a carico dei cittadini. E quindi nuovi tagli alla sanità che sono mascherati da razionalizzazione e hanno preso forma nei 2 pronto soccorso di Verona. Di fatto la Regione Veneto, con l'introduzione di un sofisticato programma informatico, ha ridotto la possibilità data ai medici di valutare quale codice applicare, e molti cittadini entrano al pronto soccorso con il codice verde, ma ne escono con il codice bianco, costringendoli quindi in questo modo a pagare fior di quattrini sotto forma di ticket. Si vuol far così diminuire l'accesso improprio al pronto soccorso, ma nel frattempo non parte la medicina integrata e così si costringono i cittadini che hanno bisogno di cure fuori dagli orari ambulatoriali del medico di base, o perché inviati in ospedale su indicazione della guardia medica, a pagare un'ulteriore tassa sulla salute sotto forma di ticket. I cittadini hanno bisogno di risposte ai problemi e non di altre tasse. Occorre quindi mettere mano agli sprechi, riorganizzare in modo efficace la rete ospedaliera e dei servizi territoriali, mettendo in atto da subito il modello di assistenza di base H24. Quindi lo SPI CGIL, per questo, nel chiedere il ripristino delle procedure nell'assegnazione dei codici al personale del pronto soccorso, chiede anche alla Regione l'avvio di un confronto a tutto campo su questi temi per garantire quindi ai cittadini il diritto alla salute ma anche alle cure. E questo è tutto, noi ci rivediamo presto, ma ogni settimana il notiziario dello SPI CGIL vi accompagnerà. Grazie.